Darei la parola adesso a Gottardello Cisl, poi Daliberti Casartigiani. Grazie Lucio, buongiorno Ministro, grazie di essere qui. Noi facciamo molto affidamento sulla sua presenza in questo governo rispetto anche alla fase difficile che dobbiamo avanzare. Rapidamente, io come sottoscrivo le cose che ha detto la Vicepresidente degli Industriali per quanto riguarda Porto Marghera, le grandi navi, la certezza sulle bonifiche, aggiungo anche la certezza sulla disponibilità delle aree e che si costituisca rapidamente quella società comune e regione per evitare un processo di speculazioni che sta riprendendo per quanto riguarda l'utilizzazione di queste aree. Comunque, posto che siamo tutti qui attenti a rimettere in moto l'economia, perché questa è la strada che può recuperare quella occupazione che abbiamo perso in questi anni, su due cose io voglio farle una domanda in aggiunta a quanto già era emerso. La prima riguarda, che sono poi i temi che so cari anche al Presidente del Consiglio Letta. La prima riguarda la certezza che noi riusciamo a dare agli investitori, quelli nazionali e quelli che noi vorremmo arrivassero dall'estero a tornare a investire in Italia. Relativamente alla certezza delle regole, quanto lei sta seguendo ILVA e Riva pone un problema molto grosso rispetto al rapporto tra Parlamento, tra governo e magistratura, rispetto alle competenze, rispetto anche all'interpretazione delle norme che possono consentire alle imprese di avere quella certezza per investire nel nostro Paese. La seconda questione riguarda le infrastrutture. Il Paese è in forte ritardo per quanto riguarda le infrastrutture. Noi abbiamo nel nostro territorio, e questo potrebbe avere un vantaggio straordinario anche per Chioggia, per questo territorio che ci ospita, la possibilità di realizzare alcune opere che sono state da tempo discusse e indicate, ma soprattutto rispetto alla valorizzazione che noi possiamo avere dal porto, dalla valorizzazione e del rilancio del porto, anche con la realizzazione del porto offshore, su cui bisogna capire quale sostegno può dare il governo rispetto anche a quest'opera. Ci rendiamo conto che Venezia ha già avuto molto, ma crediamo che il porto offshore sia una questione non per Venezia, sia una questione per il nord-est, io dico per il nord Italia, per quanto riguarda la facilità che ci sarebbe per le imprese di arrivare sui mercati internazionali. C'è un ultimo problema però, questo che riguarda sia per quanto riguarda la possibilità di valorizzazione del porto che dell'aeroporto. Spesso le infrastrutture sono bloccate perché le comunità locali, dappertutto, dalla TAV al fatto del potenziamento dell'aeroporto o del porto, dicono non nel mio giardino, e spesso gli amministratori locali sono, come dire, vincolati a quello che è l'opinione di una comunità che deve rieleggere. Io mi chiedo se non sia necessario che sulle grandi strutture, sulle grandi infrastrutture di cui il Paese ha bisogno, il governo si assuma una responsabilità di dire cosa va fatto e dove va fatto, perché il Paese non può rimanere privo di quelle infrastrutture che possono garantire quel ritorno alla competitività del nostro sistema delle imprese, da cui deriva la possibilità di rilanciare l'occupazione. Grazie Ministro. Grazie.